Start dal Gaium, destinazione il percorso didattico delle pale eoliche. Qui giriamo a destra. Ecco le pale eoliche. Proseguiamo dritti. Continuiamo a sinistra in salita. Qui giriamo a sinistra. Qui giriamo a destra. All'area picnic giriamo a sinistra. Qui c'è proprio la cartina del percorso didattico delle pale eoliche. Ce ne sono 1, 2, 3 e una 4. Le altre due che abbiamo visto in lontananza non le abbiamo fatte, probabilmente sono state costruite successivamente, quindi ci siamo fermati qui nel parco. Il monte è a 311 metri sopra il livello del mare, mentre il parcheggio è a 216, quindi abbiamo camminato un dislivello più o meno di 100 metri. È semplicissimo e tra l'altro ci sono varie zone, ristoro, varie tavolini e panche per potervi mangiare il vostro panino, semplicemente per riposarvi. Ciao! Andiamo a vedere la prima pala eolica. Per le altre gireremo a destra. Eccoci alla prima, brava Barbara, e vai. Fa un po' impressione! Eh sì. Andiamo sui nostri passi per poi adesso girare a sinistra e andare a vedere le altre. Saliamo a sinistra. Ed eccoci arrivati alla seconda pala eolica. E vai. La seconda pala. E questa fa impressione perché c'è tanto vento qua. Sì. Ecco la terza pala. E la terza. Poco prima della terza pala giriamo a destra e riprendiamo il sentiero didattico. Terza pala, quasi 80 metri. Si scende. Quarta pala eolica. E vai. Questa va un po' piano perché non è a favore di vento. E vabbè. Proseguiamo per concludere il giro. Proseguiamo per l'ultimo tratto di sentiero.
la cima del monte, dove non c'è niente. Il sentiero qui scende, quindi noi torniamo indietro. Rientriamo alle pale. Per il rientro seguiamo sempre la ciclabile. E allora, signorina Babi, cosa ne pensi di questa gita al parco eolico di Rivoli Veronese? Possiamo considerarla proprio una passeggiata più che un'escursione, perché veramente di salita non ce n'è, è quasi tutto dritto, delle lievi salite, ma cosa di un minuto, ecco, quindi una bellissima passeggiata. È una domenica di sole, sembra una giornata regalata vista la settimana di pioggia che abbiamo passato. Noi la consigliamo da fare anche con i bambini, c'è la zona ristoro qui con i tavolini e le panche per potervi mangiare il vostro picnic. E altro sì, volevamo fare la seconda pillola di Siate curiosi come noi, quindi seconda puntata di Siate curiosi come noi. La nostra domanda è: ma quanto produce una pala eolica? Quanto è alto il pale della pala eolica e quanto è lunga una singola pala eolica? Tutto questo lo troverete nella descrizione dell'escursione e nelle tabelle del video. Qui ci riattacchiamo al percorso originale. Adesso proseguiamo dritti. Eccoci arrivati alla croce di Gaium. Dalla croce di Gaium proseguiamo verso destra. Va, Barbara, anche stavolta ce l'hai fatta. E vai. E rieccoci arrivati alla chiesa.